abruzzese di Chieti ha una solida passione per la ricerca, che condivide in toto con i suoi soci, Giovanni Cappellari, friulano di Udine, e Stefano Caverni, marchigiano di Fano, conosciuti nelle aule dell'università. Ed è negli studi realizzati tra il Politecnico di Milano e l'MIT di Boston che mette a punto il suo progetto di impresa, con una convinzione di fondo: il luogo dove realizzarlo è qui, in Italia, non altrove. Luca D'Alessandro, cofondatore e amministratore delegato Phonic Vibes. Buonasera a tutti. Ehm, Inizio dicendo che l'azienda di famiglia è andata benissimo fino al 2010, poi non più tanto, mio padre ha scelto di chiuderla. Io ero già all'università, quindi ho proseguito il mio percorso, faccio parte della generazione dei millennials, quindi dei backpackers, di quelli che diciamo sono andati fuori per l'Erasmus, per studiare, per lavoro, e molti sono anche rimasti fuori, ecco, fuori dall'Italia. Un dato che quando diciamo, ho scoperto mi ha abbastanza sconvolto è che Londra, ad esempio, è l'11ª città per numero di italiani, considerate anche le città italiane, quindi ad esempio è avanti rispetto alla nostra amata Venezia oppure rispetto anche a Verona. Questo è abbastanza sconvolgente. I numeri degli italiani che diciamo, si recano all'estero, quindi che si iscrivono all'area, sono in crescita. Questo è uno dei pochi dati diciamo non felicemente in crescita, tra il 3 e il 5%, e sono circa 6 milioni che sono fuori. Ecco, questa poteva essere anche la mia storia, la storia dei miei soci. Io sono stato appunto durante il dottorato di ricerca che svolgevo al Politecnico di Milano presso l'MIT di Boston per continuare a svolgere la mia ricerca su dei materiali avanzati per l'acustica e per le vibrazioni e, e lì appunto avevo un po' il terreno spianato, diciamo, nel senso che c'erano investitori interessati, si parlava di Silicon Valley, comunque della zona di Washington. Una roba che mi ha, diciamo, subito catturato appena sono arrivato a Boston è stata questa fermata della metro, Blue Line to Wonderland, quindi appena arrivato per andare a studiare, insomma, per inseguire i miei sogni, c'era già la direzione per il Paese delle Meraviglie e questa è stata una cosa, diciamo, sicuramente significativa. A valle dell'esperienza di ricerca ho comunque deciso di tornare in Italia per finire gli studi e poi ci sono rimasto anche per fondare l'azienda insieme a Giovanni e Stefano. Abbiamo fondata 5 anni fa, grazie soprattutto all'ecosistema che c'è intorno al Politecnico di Milano, così come c'è intorno a tanti altri atenei e centri diciamo, di industria in Italia. In particolare, diciamo, nella mia esperienza, sia l'università che poi fondi di investimento istituzionali si sono avvicinati ai ricercatori per finanziare. Inizialmente con un grant molto piccolo, circa 30.000 euro, insomma, che a pensarci oggi lì però è stato molto importante. Poi, diciamo, nei 5 anni siamo riusciti a portare più investitori, fino ad oggi abbiamo raccolto circa 10 milioni. La nostra innovazione sta in questo cubo, che qui rappresenta la parte diciamo, iniziale dell'università, che sostanzialmente paragonato a un cubo di analogo peso, analogo materiale, analoghe dimensioni, riesce ad assorbire le vibrazioni e il rumore solo grazie alla forma. Quindi noi cambiamo la forma della materia, di qualsiasi materia, e in questo modo riusciamo a renderla fonoassorbente o fonoisolante. Questo apre diversi scenari del mondo dell'automotive, delle appliances che prima non c'erano, e sono 5 anni che stiamo testando la tecnologia in diversi settori, chiaramente non più nella forma del cubo 3D printed, ma appunto pannelli, layer, comunque nella manifattura, ecco come si vede nella foto, nell'altra foto. Un aspetto importante è quello della sostenibilità, in quanto essendo indipendenti dalla materia prima possiamo utilizzare sostanzialmente qualsiasi materiale. Ad oggi siamo circa 20 in azienda, continuiamo a crescere e diciamo, abbiamo principalmente clienti italiani, ma soprattutto anche clienti tedeschi, quindi siamo divisi tra questi due mercati. Una roba che ci affascina, sia a me che appunto ai soci, che poi alle persone che lavorano in azienda, è la bellezza del Made in Italy. E questa magia che c'è ogni volta che andiamo da un fornitore, da un partner, nel punto più impensabile della penisola e troviamo delle capacità fantastiche e diciamo innovazione. Nella nostra esperienza la manifattura e la tradizione italiana significa innovazione, cioè significa la capacità di essere aperti, la voglia, abbiamo trovato sia in trentenni ma anche in 75enni la voglia di innovare
come quella che abbiamo noi sostanzialmente. Questa è una roba, è una cosa magica che ci carica ogni giorno a proseguire nell'attività imprenditoriale che come ben sapete non è sicuramente facile. Al punto che abbiamo deciso con il nostro The Art of Noise Management, che è un po' la nostra frase, che ha questo logo anche che ricorda un po' il metaverso, quindi qualcosa di tecnologico, futuristico, di iniziare le trattative e diciamo, avvicinarci a una realtà storica, appunto perché la capacità manufatturiera, la qualità manufatturiera di una realtà storica del 1970 che fa acustica su misura si sposa molto bene con la nostra progettualità e il nostro essere proiettati al futuro. Quindi dal nostro punto di vista, che è un po' anacronistico perché di solito sono le società diciamo, più anziane diciamo, che comprano quelle giovani, noi stiamo cercando di invertire appunto perché crediamo nel valore della manifattura, crediamo nel valore della tradizione anche. Qui spero vi faccio sorridere come sorrido io, nel senso che ogni volta che incontriamo un nuovo cliente tedesco tipicamente, la prima cosa che dice è ah stupendo siete italiani, bellissimo, vengo sempre in vacanza. Va bene, ok. E ci si riempie il cuore ogni volta perché io penso a tutte queste immagini, quindi ai laghi, ai fiumi, alle montagne, al mare, alla pasta fatta in casa, alla raccolta delle olive, alla vendemmia, insomma penso a tutto questo, ma poi dico ma è possibile che noi siamo quelli che è bello andare in vacanza e loro sono quelli che producono? Poi non c'è questa differenza perché come si diceva anche negli interventi precedenti c'è molto rispetto e molta diciamo, collaborazione e interesse nella nostra tecnologia, però ecco una sfida che sicuramente abbiamo noi in azienda e condividiamo con altri imprenditori dell'ecosistema è quella di portare l'Italia a essere tecnologicamente alla frontiera, quindi se si parla di startup, se si parla di innovazione tecnologica si deve parlare anche d'Italia e su questo c'è appunto un ecosistema di investitori, aziende partner e anche colleghi fondatori che in questi ultimi 2 o 3 anni sta sicuramente andando alla grande. Ecco. Quindi niente, concludo il mio intervento dicendo che la famosa Blue Line to Wonderland ogni giorno noi cerchiamo di costruirla qui in Italia e che voglio lasciare davvero un messaggio positivo perché anche in questo periodo di crisi fondamentalmente l'azienda l'abbiamo fondata e subito dopo è arrivato il Covid, poi la guerra, cioè per me e per i miei soci è normale questa è normalità, quindi la crisi dei materiali, quindi ecco, sicuramente si può fare bene e speriamo di essere uno dei tanti a fare questo. Grazie.